subito. 24 tiri a 4 nello specchio, un palo, una traversa, e il Napoli che è rimasto in partita fino alla fine, che la partita l'ha fatta, però si è fatto praticamente 2 gol da solo, al di là che il secondo arriva da 21 passaggi del Genoa. Questo aumenta il rammarico. Hai detto tutto te, avevi fatto tutto noi oggi. No, ma brucia, complimenti, sicuramente complimenti alla squadra per quello che ha fatto, ma è un dato che ci portiamo già dietro da tantissimo tempo, perché da tanto tempo andiamo a vedere i numeri che creiamo tanto, non riusciamo a finalizzare, e oggi sicuramente non è la prima volta che a livello di impostazione stiamo sbagliando un qualcosa, ma ci sta, fa parte del gioco, si sta giocando ogni 3 giorni, non ci si allena più, ed è normale che quando vuoi giocare in un certo tipo qualche errore di troppo può succedere. Si riferisce alla fase di impostazione, perché il primo gol di fatto è un infortunio di Maksimovic, ma non è il primo, lo ricordava lei, è successo anche con l'Udinese, soprattutto con squadre chiuse. Con questo tipo di squadre forse... Ma nemmeno squadre chiuse, perché alla fine c'erano solo 2 attaccanti, abbiamo fatto tutto noi, non è che c'è stata una pressione ultraoffensiva e abbiamo preso palle in uscita, abbiamo fatto tutto noi, ma ripeto, ci sta, in questo momento bisogna guardare avanti, deve bruciare, c'è preoccupazione perché non è la prima partita che perdiamo in questo modo quest'anno, e guardiamo avanti. Studio. Sì, a partire da Giancarlo Padovani. Buonasera Rino, che obiettivo è la Coppa Italia per voi? Un obiettivo primario come lo è stato l'anno scorso, o viene sempre prima il campionato con la zona Champions e magari anche qualcos'altro? O la Coppa Italia rappresenta in questo momento un primato, una cosa che viene prima del campionato? Sappiamo che abbiamo una partita difficile mercoledì, ma la priorità per me, per il mio staff, per i miei giocatori, per la società in primis, è la Champions League, che è fondamentale per i club, specialmente nel momento che stiamo vivendo. Dopo la Coppa Italia sappiamo che soddisfazione ci ha dato l'anno scorso, ma la priorità quest'anno sicuramente è entrare in Champions League. Stefano De Grandes. Non c'è dubbio che non meritavate questa sconfitta, perché insomma, a parte i pali, tante occasioni, però si può dire che rispetto al Napoli d'inizio stagione manchi un po' di leggerezza. Prima vi riusciva tutto, facevate un sacco di gol, oggi ho visto Osimhen e Elmas sbagliare 2 gol quasi uguali, no? Forse bastava un pizzico di freddezza in più, oppure qualche assist in area di rigore, qualche cross buttato dentro molto velocemente, senza freddezza. Secondo te che cosa manca rispetto al girone d'andata? Un po' di leggerezza, un po' di autostima, un po' di sicurezza? Manca un po' di brillantezza, manca un po' di lucidità, c'è più stanchezza, mancano i giocatori, abbiamo dato di fatto che mancano i giocatori, le partite si preparano hai pochissimo tempo, si prepara il giorno prima alla partita che devi giocare il giorno dopo, e ci sta, devi avere la fortuna di perdere meno giocatori possibili e di scegliere di sbagliare il meno possibile. Penso che in questo momento sta subentrando anche tantissima stanchezza, ma non solo a noi, perché se andiamo a vedere quasi tutte le squadre stanno facendo un po' di fatica. Gianluigi Bagnolo. Buonasera Gattuso, diceva la priorità della Champions, in settimana avrete prima l'Atalanta e poi la Juventus. È vero che è prima l'Atalanta e poi la Juventus, però considerando che è la Juventus, considerando che battere la Juventus a Napoli può cambiare una stagione, considerando che l'allenatore della Juventus sarà la prima sfida tra voi, è un amico, quanto il pensiero è già direttamente alla Juventus? Sarà la seconda, perché ci ho perso già la Supercoppa. La Supercoppa. No, ma adesso testa all'Atalanta, una squadra molto forte, una squadra difficile da battere. Pensiamo di preparare la partita con l'Atalanta e dopo alla Juve ci penseremo. L'abbiamo definito anche sfortunato questo Napoli, non so se in realtà nel cuore, nell'anima di un allenatore la sfortuna sia un concetto che si può mettere sul tavolo. Lei che cosa pensa? È stato anche fortunato, è anche sfortunato il Napoli? Io dico che fa parte del calcio, il football è bello per questo.
Sono tante volte puoi vincere delle partite che non meriti e penso che fa parte del nostro lavoro. In questo momento da allenatore posso solo ringraziare per la prestazione che ha fatto la squadra, per quello che ha creato, per come ha tenuto il campo, per l'occasione che ha concesso agli avversari. Gli errori ci stanno, quando uno sbaglia un rigore lo può sbagliare, un giocatore può sbagliare un qualcosina, però a livello di prestazione penso che non posso rimproverare nulla. Di nuovo Giancarlo Padovano. Il sistema di gioco, Rino, è cambiato perché c'è una penuria di uomini, come hai detto tu, o ci sono state altre ragioni eminentemente strategiche che te l'hanno fatto cambiare e con l'Atalanta e stasera? Stasera non ho cambiato solo il secondo tempo. Oggi abbiamo giocato con 4-3-3. 4-3-3, ma con l'Atalanta 3-4-3. Con l'Atalanta 3-4-3 perché i suoi giocatori, Lobotka non può fare la mezzala, Bakayoko non può fare la mezzala, Demme non può fare la mezzala, gli unici due mezzali che ho sono Zielinski e Elmas, con Demme vertice basso, Bakayoko vertice basso. E quando i giocatori non stanno bene, quando i giocatori riferiscono che hanno qualche problema fisico, qualcosa bisogna fare, perché se dopo mettiamo giocatori non freschi, giocatori che rischiano di stare fermi per 3 o 4 settimane, bisogna inventarsi qualcosa. Dopo, al di là di quello, ho rispettato l'Atalanta quel giorno 3 giorni fa, perché pensavo che in quel momento là, a livello di condizione, a livello di energie, potevamo prendere una scoppola molto molto grande con l'Atalanta e ho cambiato il sistema di gioco. Ma hai fatto anche il calcolo che tutto sommato se non prendevi gol in casa ti basta un pareggio per passare il turno, cioè nel senso che è stato veramente il Napoli più difensivo che hai messo quest'anno, hai fatto vedere un Napoli super iper offensivo all'inizio e invece era un 3-4-3 però con 2 terzini, 3 difensori centrali, 2 incontristi, quindi insomma è molto solido. Anche per non prendere gol, ma non solo le decisioni sono venute per non prendere gol, con tutto quello che ho spiegato prima. Sì. Un giocatore fa un defatigante, non so, poi si prepara le altre partite, ma un allenatore come si ricarica tra una partita e l'altra, Gattuso? Si ricarica guardando i giocatori negli occhi e vedere se ancora ne hanno quello che possono dare e tirarli su, perché per un allenatore oggi entrare nello spogliatoio e vedere tutti i giocatori a testa giù non è il massimo. Penso che la bravura dell'allenatore deve essere quella di tirarli su e noi abbiamo il dovere di tirarci su, perché sicuramente ci prendiamo le brutte parole come la prestazione che abbiamo fatto, ripeto, e quella l'abbiamo cercata noi come l'Atalanta, ma oggi c'è pochissimo da dire come tante altre partite. Grazie Rino, chiarissimo. Buon lavoro. Grazie, bocca al Un lupo. abbraccio. Grazie Rino Gattuso. Ma penso che oggi abbiamo fatto tutto noi, nel senso anche un po' di meriti anche al giorno bisogna dargli, anche se ha fatto poco, ma noi penso che abbiamo fatto tutto noi oggi, abbiamo fatto 2 gol, abbiamo regalato 2 gol, siamo stati padroni del campo, abbiamo creato tanto, ma penso che il bello del calcio è questo, no? Non bisogna stare là a recriminare, la palla bisogna buttarla dentro, riuscire a fare meno errori. Sicuramente, ripeto, non è una problematica che abbiamo solo noi, per come si sta giocando diventa sempre più difficile, specialmente quando vuoi giocare da basso, quando vuoi partire a costruire sempre, perché ormai non si sa, allenamenti non esistono più, perché domani recuperi, dopodomani puoi fare poco, non sono passate 48 ore e vai sempre il giorno prima a preparare la partita, c'è sempre un giorno per preparare quando si gioca ogni 3 giorni e sicuramente questo ci sta penalizzando. Dopo hai tante idee, viviamo un incubo da un anno a questa parte perché ti svegli la mattina, provi determinate cose, dopo devi smontare tutto perché c'è qualche giocatore che prende Covid oppure c'è qualche giocatore che ha mal di gola e non si rischia per far allenare, per non aprire un focolaio, capisci che diventa tutto più difficile, però non è un problema solo nostro, è un problema di tutti e devo dire che in questo momento posso solo ringraziare la squadra per quello che sta facendo, specialmente oggi e tante altre partite, però bisogna guardare avanti perché ancora ci sono tantissime partite da disputare. I 2 gol presi come li spiega? Dal punto di vista magari non tecnico, ma dal punto di vista
dell'attenzione, perché comunque la partenza era stata veramente convincente Come li forte. spiego? Io penso che specialmente il primo gol, penso che non c'era nemmeno una pressione ultraoffensiva, c'erano solo i due attaccanti. Penso che Demme è una punizione nostra, Demme gioca all'indietro, Maksimovic prima Kit voleva giocare palla a portiere, dopo ci ha ripensato, abbiamo fatto un giro palla con mano l'asse a livello posturale, non era messo in maniera corretta, abbiamo preso il primo gol, il secondo idem, ci sta e ripeto, te l'ho data la spiegazione prima, questo succede quando in determinate occasioni non puoi lavorare durante la settimana su determinati giri palla, su determinate cose che facciamo quando si gioca una partita a settimana oppure ai 3-4 giorni per prepararla, e penso che stiamo pagando anche questo. E a proposito, Manolas si recupera per la partita con l'Atalanta? Non lo so, non ci ho parlato, non ho parlato nemmeno col dottore, vediamo domani e sicuramente lo valuteranno nella maniera corretta. Che partita vuole fare con l'Atalanta? Andare a giocarsela forte oppure magari vedere quello che succede con un atteggiamento magari un po' più prudente? Vediamo, ma io la spiegazione l'ho data, perché ci siamo messi a 3, perché in questo momento noi abbiamo, quando si gioca 4-3-3, abbiamo solo 2 mezzali di ruolo. Fabio Ruiz adesso è disponibile, però da 24 giorni, 23 giorni che non si allena, sia Lobotka che Demme, Bakayoko su 2 vertici bassi, fanno fatica a fare il ruolo di mezzale. Gli unici mezzali che abbiamo a disposizione in questo momento è Elmas e Zielinski. E capite che anche la soluzione della difesa a 3 è venuta fuori per tante valutazioni, sicuramente per il rispetto dell'Atalanta, sicuramente per le condizioni non migliori, perché Elmas era da 3-4 mesi che non giocava a 180 minuti, 2 partite, 60-70 minuti era da 3-4 mesi, Zielinski ci sta dando tanto, era stanco e le scelte l'ho fatte per questo motivo qua. E mercoledì vediamo come ce l'andiamo a giocare, con quale modulo ce l'andiamo a giocare, sicuramente con la consapevolezza che affrontiamo una squadra forte, bisogna rispettarla, ma bisogna fare un qualcosa in più di quello che abbiamo fatto a San Paolo. Il valore che dà lei a questa partita di mercoledì con l'Atalanta? È una semifinale di ritorno, sappiamo che abbiamo pareggiato 0-0, sarà una partita molto difficile. Sarei ipocrita e bugiardo a dire che è la nostra priorità, non è la priorità, perché la priorità della squadra inizio stagione, della proprietà e di tutti noi è arrivare in Champions League. È una partita importante con la consapevolezza di andarcela a giocare, ma ci vuole una grande prestazione.